Bufalè, dove c'era la giornata della domenica dell'antiquariato. Ho partecipato a Porto Bufalè, c'era il gazebo di Flavio Tosi, sono andato a salutare i ragazzi, ho fatto una passeggiata col sindaco di Verona, è sicuramente un grande candidato per le regionali, è una persona molto seria e averlo accompagnato credo che sia una cosa anche di accoglienza in un territorio dove ha avuto anche un grande calore da parte di tutte le persone che erano presenti, che ha incontrato, un grande calore che abbiamo condiviso, ovviamente anche con qualche buon brindisi di un bicchiere di prosecco. Lei cosa farà? Io cosa farò? Io sono qua, sto decidendo assieme alla mia squadra cosa fare, ma credo che stare insieme sicuramente è un ottimo candidato Flavio Tosi, così come gli altri candidati. Non ho ancora deciso al 100%, ma credo che a giorni sarà la decisione finale. C'è chi parla già di una sua lista con lei in lista con Flavio Tosi. Ma se ne dicono tante, l'altro giorno mi avevano chiesto altre proposte, mi avevano fatto altre proposte. Io dico, sono un amministratore, attualmente ho una responsabilità come amministrazione provinciale e valuterò attentamente tutte le varie proposte che ci possono pervenire al territorio. Non ultima questa, diciamo, con Flavio Tosi, che secondo me è una persona molto preparata, che guarda un centro ben definito per la regione del Veneto, con una proposta del fare, una proposta molto organica per rilanciare il Veneto all'interno di questa crisi spaventosa che riguarda tutto il paese Italia. Qual è il futuro quindi di Razza Piave? Ma il futuro di Razza Piave, questa sarà una decisione da prendere anche con gli altri soci di maggioranza, diciamo, in quanto è registrata da notaio da più persone. Vediamo se può essere costruttiva, ovviamente credo che abbia un grande appeal non solo a Treviso ma a Belluno e anche a Venezia e non solo, perché Razza Piave rappresenta l'identità di un territorio, l'appartenenza a un territorio, rappresenta la durezza di quei soldati che sono morti sul Piave, rappresenta un simbolo che non è legato esclusivamente al corso d'acqua del Piave, è un modello di persona comportamentale, questo è Razza Piave e credo che questo modello possa essere un punto di riferimento a livello anche veneto. Dobbiamo dire che da una parte è abbastanza criticata, dall'altra parte ci viene ampiamente richiesta, valuteremo anche in questo caso. Ormai è il tormento delle ultime settimane, ma sono decisioni importantissime che riguardano persone, che riguardano amicizie, che riguardano progetti futuri e che riguarda un progetto amministrativo per i prossimi anni che può essere determinante per quanto riguarda le persone stesse, ma soprattutto la considerazione del Veneto su una proposta innovativa.